Lacrime e commozione. Santo Stefano Quisquina ha dato l'ultimo saluto a Stellina e Angelo, le due vittime dell'incidente stradale di Contrada a Contuberna, morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è precipitata giù da un viadotto sulla Corleonese Agrigentina nella mattinata di lunedì. La chiesa ieri pomeriggio stracolma in ogni ordine e grado di posti, centinaia le persone che sono rimaste fuori nel piazzale ad attendere e a pregare. L'incidente di lunedì ci ammutolisce il piccolo Angelo è ora in paradiso e da vero angelo vorrà lenire il dolore che da noi sentitamente condiviso, un dolore lancinante per papà, nonni, zii, familiari, ha detto durante l'omelia il vescovo emerito di Patti, oggi in pensione Monsignor Ignazio Zambito, che è di origine stefanesi. Un inevitabile riferimento all'altra figlia di 7 anni rimasta ferita, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dei bambini a Palermo. La comunità stefanese con affetto e preghiera ha sostenuto la piccola anche con una veglia che si era tenuta la sera prima. Il vescovo che ha concelebrato assieme a Don Nino Catanzaro, Don Giuseppe Carbone e all'arciprete Don Antonino Massaro ha poi richiamato a gran voce tutti alla prudenza. Dobbiamo mettere in atto la prudenza, la virtù della prudenza, che non è una spinta a non far niente, ma è una spinta ad agire con oculatezza. Ieri a Santo Stefano Quisquina ha proclamato dal sindaco Francesco Cacciatore il lutto cittadino. L'arciprete ha ringraziato durante l'omelia la sensibilità dei candidati alle prossime amministrative che hanno interrotto la campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione e i responsabili della festa di Santa Rosalia che hanno annullato i festeggiamenti già programmati per questa domenica. Straziante l'uscita dei feretri dalla chiesa madre e la partenza verso il Camposanto. Ancora una volta gli stefanesi hanno abbracciato Stellina e Angelo, sul cui carro funebre sono stati sistemati 2 palloncini bianchi, poi uno scrosciante e interminabile applauso.